Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno con Diego Siviero, presidente della Proloco, al telefono per parlare di questo Loreo Christmas Village. Allora, successone anche domenica scorsa con la festa del cioccolato. Perché siete così bravi voi a Loreo? Punto di domanda. Buongiorno a tutti voi Leandro e grazie di questa affermazione che siamo bravi a Loreo. Noi cerchiamo in questi un momento un po' particolare per tutti di tornare alla normalità e cerchiamo di organizzare un po' di cose belle che abbiamo bisogno tutti noi. E veramente quello che si vede e che la gente apprezza e che vedo è che quello che facciamo lo facciamo con il cuore, no? Perché siamo genuini, siamo persone che ci vogliono divertire, eccetera. E questo qua ci fa sì che le persone lo capiscono e ci vengono a trovare. Veramente è stato anche ieri un altro successo, che si vede che il tempo non è stato tanto clemente, c'è stato un bellissimo afflusso verso sera e siamo stati veramente contenti. Che dire, bravi veramente, perché ricordiamo Loreo non è proprio la città più grande del Polesine, però è festa del pane, è la vostra fiera ormai secolare e tutte le varie manifestazioni, secondo me siete tra le Proloco più attive senza dubbio di tutto il Polesine. Complimenti. Grazie mille a tutti voi e grazie Leandro per queste affermazioni che fanno sempre molto piacere, anche perché vorrei ringraziare tutti i volontari che sono veramente tanti, che si adoperano, perché veramente le cose che si fanno c'è tanto da lavorare, tanto da fare. Vorrei ringraziare di cuore tutti quanti, augurare a tutti buone feste, a tutte le famiglie, a tutti i volontari e a tutti voi che ci ascoltate veramente, e vi aspettiamo numerosi al 37esimo Brusaveccia che faremo qui a Loreo. Grazie a voi, grazie a Diego, grazie a Loreo. Allora vi ricordiamo Brusaveccia, un'altra tradizione importante di Loreo, e complimenti a questa Proloco.